Questa la so, l'ho letta sulla guida, i turisti le sanno. È una costola di una balena che si è arenata nell'Adige. Non proprio, è una costola di balena, simbolo dell'associazione dei farmacisti che in questa zona nel Medioevo avevano il loro quartiere. Questa è un'altra delle curiosità che uno vede qui da Piazza delle Erbe guardando questo scorcio che è bellissimo. Certo, che porta verso Piazza dei Signori e le Arche Scaligere. Sara, qua Piazza dei Signori. I signori, fammi capire, sono gli scaligeri. I signori sono gli scaligeri. Sì. Ecco, una cosa interessante per chi vada in giro a fare un giro slow per l'Italia, saper leggere i merli. Quelli sono merli ghibellini. Ghibellini, certo. Quindi per l'imperatore contro il papato. Invece quella statua là interessante, è un tipo unico nel suo genere. Dicevi che ha inventato la sifilide. No, inventato, insomma. Si tratta di Girolamo Fracastoro, che è un medico del XVI secolo che voleva studiare questa malattia. Scrive una lunga poesia, De Morbo Gallico, in cui narra la vita di un certo pastore che soffriva di questa malattia. Il nome del pastore era Sifillus. Guarda, letteratura, storia, medicina e anche superstizione. Quel signore là tiene in mano una palla. Si dice che il giorno in cui passerà sotto di lui una persona onesta che non ha commesso peccati, la palla cadrà. Ma la palla è sempre là. Sara, sarebbero queste le famose arche? Io immaginavo delle barche e invece è un cimitero. È un cimitero, è il cimitero della famiglia della Scala. E tra l'altro è goticissimo, io non immaginavo... Siamo proprio in pieno stile gotico, in pieno 300. In pieno 300. E chi è sepolto qua in queste tre bellissime tombe? Qua ci sono Can Grande, Mastino II e Can Signorio. Ma sembra un canile, perché tutti questi cani? Perché ce l'avevano quei cani gli scaligeri? Beh, gli scaligeri hanno scelto il cane come, oltre alla scala chiaramente che rispecchiava il loro nome, come simbolo hanno scelto un cane come animale araldico, perché il cane è sempre stato il simbolo di fedeltà e lealtà. Però a quel tempo c'era anche un bestseller, quindi un libro molto in voga, Il milione di Marco Polo. Ah, col Gran Can! Proprio col Gran Can, quindi insomma Can significava signore. Sì, adesso attenzione perché stiamo per essere travolti da una corrente turistica.